Legacoop Sociale organizza per i giorni 5 e 6 di ottobre un evento al Parco della Valle, un'iniziativa sicuramente interessante dai nobili presupposti. Quali? Sicuramente mettere al centro la cooperazione sociale attraverso la visione, le nuove visioni, che è quella attraverso la cinematografia. Mettere al centro il lavoro dove mettiamo in relazione il progetto di vita di chi dà, di chi riceve, questo è fondamentale. È la prima giornata, proprio si parla del film Questo è il lavoro. La seconda giornata invece si parla del massimo ribasso, invece della modalità di come questo lavoro viene esplicato attraverso le gare. È chiaro che è un problema oggi scottante per noi, anche perché cerchiamo di rivedere questo modo di lavorare, e lo vogliamo fare attraverso, è anche sancito dalla legge del terzo settore, attraverso la coprogettazione, cioè non più gare ma attraverso un sistema di accreditamento. Voi avete scelto Agrigento, la vostra è una manifestazione itinerante che finora ha toccato diversi punti d'Italia. Avete scelto proprio la nostra città, come mai? Abbiamo scelto la città, abbiamo scelto la Valle dei Templi innanzitutto, per questo. C'è stata già a Roma, è stata fatta anche a Bologna, la bellezza che rappresenta la Valle dei Templi. Ecco, questo problema delle gare truccate è un problema chiaramente molto impegnativo. È molto impegnativo, perché il massimo ribasso, molte volte dietro un massimo ribasso ci sta, come dice lei, una gara che può essere anche truccata. È chiaro che dobbiamo cambiare passo, il passo è cambiare il modo di vedere in questo mondo la gara, più che gara, accreditamento dei servizi. Questo presuppone un impegno, diciamo, parlamentare? Un impegno del governo sicuramente.